Questa manifestazione organizzata dalla comunità ucraina vede la partecipazione di tutti i comuni del nostro mandamento e dunque con forza dobbiamo dare il nostro segnale per dire assolutamente no ad una guerra assurda contro ad una nazione che sta combattendo per la propria indipendenza. In moltissimi si sono dati appuntamento ai Giardini Parolini di Bassano per una grande manifestazione per la pace contro l'invasione russa in Ucraina. A lanciare la mobilitazione la comunità ucraina sul territorio bassanese, a cui hanno risposto tutti i sindaci del comprensorio. Tutti i comuni sono disponibili alla loro accoglienza dei profughi se ne hanno bisogno e tutti i comuni si stanno attivando per raccogliere i beni di prima necessità da poi inviare alla Croce Rossa o alla Caritas che li provvederà a consegnarli a chi ne ha bisogno. Oltre 500 persone, adulti e più piccoli, sono partite ordinatamente in marcia dai Giardini Parolini lungo Viale delle Fosse per poi raggiungere Parco Ragazzi del 99 in un cammino silenzioso al grido di gloria all'Ucraina. Questa invasione non ha senso, questa guerra che sta colpendo soprattutto i civili, donne e bambini che non hanno assolutamente nessuna colpa, deve assolutamente finire. Quindi è un dovere delle istituzioni essere presenti, essere a fianco alla comunità ucraina e speriamo veramente che questa guerra finisca quanto prima. Abbiamo tantissime aziende che lavorano con la Russia, abbiamo tantissime aziende che importano anche materie prime dall'Ucraina e sicuramente questa situazione non è solamente un danno a livello di Russia piuttosto che a livello di Ucraina, ma è veramente un qualcosa che poi a livello economico pagheremo tutti quanti. Per oggi la priorità è che questo conflitto finisca quanto prima.